everything changes. Gli interventi miracolosi di Galassi stanno tenendo in piedi il vantaggio del Cottini, che adesso però subisce il gol, un tiro improvviso dal vertice sinistro dell'area di rigore, un gol spettacolare segnato dalla Toni Ponzi Investigazioni. Non trova spazio, poi Angelè, batti e ribatti, ancora Angelè, non riesce a servire Di Nardi e quindi da lontanissimo trova un gol fantastico, il numero 17, il pareggio dell'M Servizi Gianicolo, un gol fantastico dalla lunga distanza. Non ci arriva, quindi riparte l'Italia con Novelli centralmente, si libera bene dalla marcatura. Novelli! Che gol da parte del numero 13, incastra sotto l'incrocio il pareggio dell'Italia, 1-1 alla Stella Azzurra. Ma che magia da parte del 13. Si ferma. Poi serve dall'altra parte Parroni che può salire, Parroni prova il destro! Gran gol da parte di Valerio Parroni che riporta in vantaggio il Checco dello Scapicollo, 2-1. Difensore del Cotton Club, Zamperini sul palo, parte Gavioli, la palla filtra, 3 pari del Blitzeur che torna sulla parità con la punizione perfetta.